Ha picchiato il padre e la madre colpendoli violentemente e facendoli finire in ospedale. È stata arrestata una 29enne, non potrà avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri. Sequestrarono, aggredirono e rapinarono ben 7 vittime. 2 ventenni della banda hanno ottenuto il rito abbreviato e quindi uno sconto di 1/3 della pena. Blitz dei carabinieri nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia e del commercio. Trovati 9 lavoratori in nero, elevate multe per 250.000 euro a 19 aziende. Comune di Treviso e Prefettura hanno trovato una soluzione alla quarantina di migranti che dormivano nel parcheggio della Piani e il sindaco Conte lancia un appello agli imprenditori. Lutto nel mondo della cultura trevigiana, si è spento a 81 anni il giornalista Adriano Madaro. Alla metà degli anni 90 fu anche direttore di Antenna 3 e portò a Treviso le grandi mostre sulla Cina. Prende di nuovo corpo l'ipotesi di realizzare la pista da bob a Cortina, un progetto più contenuto sponsorizzato dal ministro delle infrastrutture Salvini durante la riunione della cabina di regia. Biglietti scritti 70 anni fa da un carabiniere durante la prigionia riconsegnati al nipote. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli li avete sentiti, ma in primo piano la cronaca con una notizia giunta poco fa in redazione. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Preganziolo, investiti sul terraglio da un'auto 2 ragazzi di 15 e 20 anni mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al loro cagnolino all'incrocio tra via Alighieri e via Montegrappa. L'auto dell'investitore, una Renault, procedeva verso Treviso. Il quindicenne ha riportato ferite lievi. A preoccupare sono invece le condizioni del ventenne che per lutto è stato sbalzato per parecchi metri. I ragazzi sono stati soccorsi dai sanitari del SUEM 118 e portati all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ed un altro incidente nel pomeriggio lungo la Postumi a San Biagio di Callaltra. Erano circa le 16 quando una donna ha perso il controllo della sua punto invadendo la carreggiata opposta, schiantandosi contro un camion diretto verso Treviso. Il conducente del mezzo pesante avrebbe visto arrivare la donna ad una velocità moderata e pian piano occupare l'altra corsia. Un malore molto probabilmente all'origine del sinistro. L'uomo alla guida del camion ha cercato di sterzare per evitare l'appunto, ma l'urto è stato inevitabile. Sul posto i sanitari del SUEM 118, arrivati anche con l'automedica, polizia locale e vigili del fuoco per estrarre la donna dall'auto finita a causa dell'impatto dentro il fossato. Traffico bloccato per circa un'ora, trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ed ancora cronaca, ha picchiato il padre e la madre colpendoli violentemente e facendoli finire in ospedale. È stata arrestata una 29enne e non potrà avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri. Una storia di violenze che si è consumata all'interno delle mura domestiche. A finire in manette una 29enne che ha aggredito violentemente la mamma ed il papà. Ha colpito la donna con un pugno e l'ha trascinata per i capelli. Poi si è accanita verso il padre che stava cercando di aiutare la moglie con calci e pugni fino a rompergli il cellulare in testa. A dare l'allarme i vicini di casa che hanno sentito le urla provenire dall'appartamento accanto. Sul posto 2 volanti della polizia. L'arresto è stato convalidato nel corso del processo per direttissima. Non solo, ma la donna non potrà avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri. Non era la prima volta. I maltrattamenti andavano avanti dalla scorsa primavera. Tutto è accaduto in una casa a Santa Maria del Rovere. Ha amareggiato Don Adelino Bortoluzzi, parroco in questo quartiere di Treviso. Questi fatti in genere sono fatti dove si sperimentano sofferenze e solitudini estreme che hanno bisogno della solidarietà. Mi dispiace di non averla data a questa famiglia, ma mi dispiace anche di essere dentro una comunità dove in genere ognuno pensa ai fatti suoi, e quando si sentono queste sofferenze le persone dicono sono fatti loro, non sono fatti che interessano a me. La solidarietà è fondamentale, spiega, per non far sentire sole le persone che si trovano in difficoltà. Non ci si può girare dall'altra parte. Bisogna far di tutto perché ci siano delle strutture dove le famiglie, quando hanno bisogno, possano chiedere aiuto. Secondo,
Io farò di tutto e mi sforzo, come ho sempre fatto, a fare in modo che le famiglie parlino tra di loro e non abbiano paura di raccontarsi delle loro fragilità. I genitori della donna sono stati portati in ospedale per essere medicati, ma la ferita più profonda è quella di aver visto la propria figlia alzare le mani su loro senza pietà. Sequestrarono, aggredirono e rapinarono ben 7 vittime. L'ultimo rapimento in un casolare a Vedelago, scoperto dai carabinieri. 2 della banda, i maggiorenni, hanno ottenuto il rito abbreviato e quindi uno sconto di 1/3 della pena. Si erano definiti giustizieri di presunti pedofili, 3 giovanissimi della banda che rapirono, aggredirono, picchiarono e rapinarono 7 vittime. In tribunale a Treviso sono arrivati 2 maggiorenni che, accompagnati dai rispettivi legali, hanno chiesto di poter accedere al rito abbreviato condizionato dalla perizia dei consulenti di parte, istanza quest'ultima non accettata dal giudice Piera De Stefani, che ha concesso comunque il rito abbreviato. Insomma, i 2 ragazzi potrebbero beneficiare dello sconto di 1/3 della pena. Non solo, ma sarebbero stati anche ammessi al percorso della giustizia riparativa. La banda è stata arrestata dai carabinieri lo scorso febbraio, quando i 3, 2 maggiorenni ed un minorenne, organizzarono l'ennesima trappola micidiale per adescare un 50enne contattato in una chat di uomini. Lo avevano attirato a Vedelago in un casolare abbandonato, poi stordito con un taser, legato, picchiato e rapinato. Solo grazie all'intervento dei carabinieri che stavano controllando la zona, la vittima è stata liberata. Poi le indagini che hanno portato a scoprire altri casi analoghi, altri uomini finiti nella rete della banda, stesse modalità. 7 le persone individuate dai militari dell'Arma, tutti hanno presentato la denuncia contro i 3 giovani di Vedelago, solo 2 hanno rimesso la querela, gli altri 5 hanno invece deciso di andare avanti. Una camera di consiglio durata qualche ora, poi la decisione del giudice. L'11 aprile i 2 ragazzi accusati di rapina aggravata, sequestro di persona, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere torneranno in aula. Percorso diverso per il minorenne, per il quale procede il Tribunale dei minori di Venezia. Blitz dei carabinieri nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia e del commercio. Trovati 9 lavoratori in nero, elevate multe per 250.000 euro a 19 aziende. 9 lavoratori sorpresi a lavorare in nero, 6 in agricoltura, 2 nell'edilizia e 1 nel commercio. Continuano i controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in diverse attività presenti nella provincia di Treviso per verificare la sicurezza negli ambienti di lavoro e il fenomeno del lavoro nero. Nelle verifiche ben 7 attività sono state sospese per lavoro sommerso e gravi violazioni in materia di sicurezza. Gli uomini dell'Arma hanno elevato sanzioni e ammende per oltre 250.000 euro. In alcuni cantieri edili nei comuni di Refrontolo, Volpago del Montello e Pieve del Grappa, i militari dell'Arma hanno trovato lavoratori che stavano operando sul tetto in assenza di idonei sistemi di protezione contro il pericolo di cadute. Nel cantiere di Volpago è stata inoltre riscontrata la presenza di un lavoratore italiano impiegato in nero. In agricoltura, a Breda di Piave, in 2 aziende gestite da cittadini extracomunitari, 6 lavoratori di origini pakistane completamente irregolari sono stati trovati mentre svolgevano lavorazioni di taglio e potatura delle viti. Irregolarità anche nel settore del commercio, dove un lavoratore in un negozio di alimentari e un dipendente di un bar a Mansuet lavoravano illegalmente, sanzionato il titolare del bar. Il non rispetto delle regole e lo sfruttamento del lavoro nelle aziende preoccupa anche i sindacati. Il fenomeno non accenna a diminuire. Qual è la vostra denuncia? La nostra denuncia è quella di aumentare i controlli, ma anche aumentare le sanzioni, ovvero sia condannare le aziende che hanno lavoratori in nero ad assumere questi lavoratori a tempo indeterminato e magari pagare anche qualche anno di arretrato i contributi, in modo tale che ci sia la vera deterrenza, perché una piccola multa, che è solo magari una parte del risparmio che ho fatto sulle spalle di chi ho sfruttato, non conta nulla. Vede i carabinieri e scappa, poi lancia un sacchetto di cocaina dal finestrino mentre lo inseguono. Arrestato dai carabinieri di Castelfranco un barista di Resana con 90 grammi di cocaina.
Ha gettato un involucro dal finestrino della sua auto mentre era inseguito da una pattuglia dei carabinieri. La fuga però non è proseguita e dopo il fermo gli uomini dell'Arma hanno recuperato l'involucro trovando al suo interno 90 grammi di cocaina purissima. È accaduto sabato scorso, poco dopo le 14, a Resana, lungo la Castellana. In manette è finito un 23enne barista della zona, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri di Castelfranco Veneto, perquisendo nelle ore successive la sua abitazione, hanno rinvenuto 5.170 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni bilancini di precisione. Il giovane non ha saputo dimostrare la provenienza del contante, denaro che poi è stato sequestrato in quanto probabile frutto dell'attività di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari di Treviso, in seguito alle indagini dell'Arma, ha convalidato l'arresto e imposto al 23enne l'obbligo di dimora nel comune di residenza in attesa del processo. Il barista potrà recarsi a lavoro ma non potrà uscire dal comune di Resana e dovrà rincasare nelle ore notturne. Compito dei carabinieri sarà di accertare la provenienza dello stupefacente, con ogni probabilità destinato ad una clientela locale e nella vicina Castelfranco. Pendeva su di lui un mandato di arresto risalente al 2018 per spaccio di sostanze stupefacenti. Le Fiamme Gialle di Treviso hanno bloccato allo scalo dell'aeroporto Canova un uomo di origini nigeriane arrivato con un volo da Malta. È sbarcato a Treviso con un volo proveniente da Malta con l'intento di imbarcarsi alla volta dell'Olanda. Un 34enne di origini nigeriane è stato identificato e arrestato dalla Guardia di Finanza di Treviso. Su di lui pendeva infatti un provvedimento di condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti disposto dal Tribunale di Bergamo. La fretta mostrata dal soggetto di nazionalità subsahariana ci ha indotti a approfondire i controlli e quindi a scoprire che era destinatario di un provvedimento di carcerazione. I fatti risalirebbero al 2018, quando nella stazione centrale di Bergamo era stato colto in fragranza nell'attività di spaccio, ma dopo la condanna il giovane nigeriano aveva fatto perdere le sue tracce. Si era infatti rifugiato da latitante a Malta, dove aveva trovato lavoro come muratore. Un viaggio verso l'Olanda bloccato a Treviso, dove è stato trasferito in carcere per scontare una pena di 6 mesi. Un'operazione della Guardia di Finanza che alla luce degli scenari internazionali ha intensificato i controlli all'aeroporto. Particolarmente attenzionata la tratta Malta-Treviso. La tratta aerea si è contraddistinta nell'indagine che abbiamo ribattezzato Malta Spasseur, finalizzata a contrastare un traffico illecito di migranti clandestini provenienti dall'Africa centrale e diretti non solo in Italia ma anche in altre località del territorio. Controlli necessari, fanno sapere le Fiamme Gialle, anche per l'afflusso di viaggiatori nello scalo trevigiano, che hanno superato i livelli pre-pandemici, raggiungendo nel 2023 i 3 milioni di passeggeri. Il comune di Treviso con la prefettura ha trovato una soluzione alla quarantina di migranti che fino a qualche giorno fa dormivano nel parcheggio dell'Appiani, un problema che si ripete da anni. È tornato alla ribalta quando lo scorso fine settimana uno dei senza fissa dimora è stato trovato senza vita in un anfratto a pochi metri dalla questura, una situazione che rischia di ripetersi secondo il sindaco Conte. Se da una parte c'è bisogno di manodopera, è altrettanto vero che queste persone con le quali ci stiamo anche confrontando in questi giorni sono stati impiegati temporaneamente per lavorare e poi abbandonati al loro destino. Allora credo che serva un'assunzione di responsabilità anche da parte di quei datori di lavoro che magari nel periodo estivo utilizzano questa manodopera per poi dimenticarsene durante il periodo invernale, scaricando sulla collettività poi i costi di gestione e anche le relative problematiche. Il sindaco chiama in causa il mondo delle imprese e soprattutto gli agricoltori sulla situazione degli stranieri che dormono alla Piani, perché il migrante indiano di 32 anni, morto nella notte tra venerdì e sabato di infarto, probabilmente causato dal freddo intenso, aveva lavorato come stagionale nella Marca.
Uno della quarantina di fantasmi che ogni notte trova riparo negli anfratti della Piani. Ieri il Comune con la Prefettura ha trovato delle soluzioni in parte nei centri d'accoglienza della provincia, in parte in altre strutture. Ieri è stato chiesto un aiuto alle parrocchie, avevamo anche già in qualche modo noi cominciato ad attivare o comunque a chiedere alla rete parrocchiale un supporto. Ci sono già associazioni che sono impegnate sul campo, noi abbiamo un dialogo diretto, continuo, costante con Sant'Egidio che opera in strada e sappiamo che si stanno organizzando per cercare di poter garantire dei posti in più. Una prima risposta nell'attesa dell'ampliamento del dormitorio comunale di via Pasubio. Lo porteremo più o meno a 35 posti, siamo in interlocuzione con diversi enti perché dovremo agire in deroga proprio per garantire la sicurezza, ma ovviamente con una capienza che è superiore a quella normale. Agendo così noi riusciremo a risolvere chi dorme in strada con i numeri attuali, però oggettivamente se ci saranno nuovi arrivi non siamo più in grado di rispondere, quindi qui entra in gioco il territorio. E sembra proprio un film già visto e più volte a Treviso sin dagli anni 90. Con la prima ondata di immigrazione risolta con la tendopoli sopra la discarica di via Orsenigo, poi con l'ex caserma Piave, fino ad arrivare alla rurottopoli di Viale della Repubblica. È tutto collegato dai tanti migranti che di giorno lavoravano nelle aziende della zona e di notte dormivano tra i ruderi dell'ex Gheria Miani, nei capannoni abbandonati della Croma di via delle Corti, come nelle ex Cardassi di Castelfranco. Alla fine l'inserimento arrivò gradatamente, partendo dalle case che i trevigiani non volevano, comprate e ristrutturate dagli stranieri di ieri, oggi imprenditori di quel tessuto produttivo che è la nostra economia. Una storia che dovrebbe far riflettere per evitare passaggi inutili e, purtroppo, come il 32enne indiano, soprattutto dolorosi. Covid e influenza stanno decimando scuole ed aziende. Nella sola ULSS 2 sono 95 i contagiati dal Covid tra medici ed infermieri, 198 le persone ricoverate. L'appello alla vaccinazione del direttore generale, organizzate sedute straordinarie nei festivi per consentire una più ampia partecipazione. Siamo sostanzialmente nel pieno della virosi. Il Covid sta riprendendo. Classi decimate, uffici ed aziende in difficoltà per le assenze di personale a letto con Covid o influenza, nuova ondata di contagi che riporta in auge le norme che speravamo di avere dimenticato, dall'igiene delle mani alle mascherine nei luoghi affollati. Abbiamo anche al nostro interno 16 medici, 36 infermieri, circa 95 persone che sono a casa positive col Covid, quindi è una cosa che sta diventando molto generalizzata. La preoccupazione è che abbiamo una fascia di anziani che viene colpita, tant'è che abbiamo circa 198 ricoverati oggi, quindi in aumento per quanto riguarda il Covid. 6 i ricoverati in terapia intensiva, 10 in semi-intensiva, gli altri nei vari reparti malattie infettive, medicina, pneumologie. Giovedì in programma un incontro per la riorganizzazione dell'ospedale proprio per il numero elevato di ricoveri Covid. La raccomandazione è quella di vaccinarsi sia per l'influenza che per il Covid. In programma Vax Day straordinari nei giorni festivi, il primo l'8 dicembre. Ne faremo altrettanto il 17. Ci saremo anche noi, anch'io e i miei collaboratori, dove apriremo ulteriori 3.600 posti solo per il Covid, perché stiamo vedendo che c'è adesso una richiesta maggiore. L'appello va anche ai medici famiglia, la Regione so che ha chiuso un accordo con i medici famiglia perché ci aiutino sostanzialmente a far fronte a queste richieste che noi speriamo siano in aumento per vaccinarsi per il Covid. Lutto nel mondo della cultura trevigiana, si è spento a 81 anni il giornalista Adriano Madaro, alla metà degli anni 90 fu anche direttore di Antenna 3, portò a Treviso le grandi mostre sulla Cina. Cultura trevigiana in lutto, si è spento ad 81 anni Adriano Madaro, giornalista e sinologo notissimo in città per aver curato a Treviso le grandi mostre sulla Cina, portando nel capoluogo della Marca capolavori che mai prima avevano lasciato la terra del dragone. Giornalista, fu caporedattore del Gazzettino di Treviso per poi approdare alla direzione di Antenna 3 a cavallo degli anni 90 con la sua società Editing Studio, negli anni di passaggio della proprietà dell'emittente tra lo storico editore Renato Bernardi e Giorgio
Lepanto. A quegli anni risale la firma del primo contratto riconosciuto dalla Federazione Nazionale della Stampa per i giornalisti che lavoravano nell'emittenza privata. Giornalista, scrittore, il più importante sinologo italiano, era in piazza Tiananmen nel 1989 e raccontò quelle giornate in un libro, innamorato della Cina e della sua storia, che sviscerò in numerose pubblicazioni ed articoli. Membro del Consiglio direttivo permanente dell'Accademia Cinese di Cultura Internazionale con sede a Pechino, è stato ambasciatore della cultura italiana in Cina e viceversa. A Treviso, supportato da Fondazione Cassamarca, portò diverse grandi mostre, la Cina segreta e la città proibita, e poi una rassegna dedicata al Tibet che ci raccontò così era il 2012. Il Tibet è un sogno da tanti anni, lo abbiamo presentato come progetto a Pechino il luglio scorso, dell'anno scorso insieme al presidente De Poli, lo abbiamo accennato e detto che la prossima mostra qui a Carraresi sarà il Tibet, non avevamo ancora definito le date e sono in fieri. Cordoglio per la scomparsa di Madaro è stata espressa dal governatore Zaia e dal sindaco Conte. Il giornalista si è spento a casa la scorsa notte, la data dei funerali non è ancora stata fissata. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo alla politica. Chiusa la stagione dei congressi provinciali, si apre per Fratelli d'Italia una partita tutta interna che vede il coordinatore regionale Luca De Carlo in una posizione indebolita. All'orizzonte testi importanti, la scelta dei candidati per le amministrative e soprattutto per le europee di giugno, l'esito dei quali sarà determinante per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Veneto nel 2025. Le correnti ufficialmente non esistono, ma è innegabile che dall'esito dei congressi provinciali cambino gli equilibri interni a Fratelli d'Italia, con la vittoria di candidati che per la maggior parte fanno riferimento a Elena Donazzana e Adolfo Urso, meno al coordinatore regionale Luca De Carlo, che ospita ieri sera a Ring con grande sottigliezza qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto. Tutto ha portato ad aumentare i tesseramenti, quindi abbiamo raggiunto i 15.000 tesseramenti. Il tutto ha portato ad avere nuova linfa, quindi nuova classe dirigente, gente che magari in questi anni si era impegnata un po' meno, ma che grazie al congresso ha ritrovato spirito ed iniziativa, che si aggiunge a quelli che in questi anni hanno tirato magari di più la carretta. Oggi abbiamo molte più persone disponibili sul territorio a lavorare. Io non ne farei una questione di chi è di chi o chi è vicino a chi. Il partito uno è. Velate frecciatine a chi avrebbe meno lavorato negli ultimi anni rispetto a chi ha tirato la carretta quando il partito aveva ben altri numeri? De Carlo smentisce e risponde con una battuta a chi vede il suo ruolo nel mirino. Io se fossi nel mirino sarei anche facilmente colpibile vista la stazza. E sono coordinatore da 4 anni. Io avrei fallito nel mio agire se non avessi messo tutti, simpatici o antipatici come ci sono in tutte le comunità umane, nelle condizioni di poter correre e vincere. Credo che su questo nessuno possa dire nulla, anzi, e quindi poi verrò giudicato sulla missione che mi è stata data, non certo se un mio amico fa o non fa il coordinatore provinciale. Ancora fuori uso i semafori pedonali lungo il PUT. Dopo l'incidente di domenica mattina si fatica a trovare le schede madri che arrivano dalla Cina, ma in una decina di giorni la situazione sarà ripristinata, spiega il sindaco Conte. Contiamo che nel giro di 10 giorni riusciremo a rimpiazzare le centraline e quindi rimettere in funzione soprattutto quel semaforo che è stato, ahimè, abbattuto da una macchina che ha perso il controllo. Ci vorrà ancora un po' di pazienza perché vengano ripristinati i semafori all'altezza degli attraversamenti pedonali lungo il PUT, fuori uso da domenica mattina quando la centralina a cui sono collegati è stata distrutta da un'auto uscita di strada. In questi giorni la polizia locale è stata presente con 6 agenti fissi nelle prime ore della giornata, quando il traffico è particolarmente intenso, mentre le pattuglie durante il giorno hanno effettuato una vigilanza dinamica. La causa di queste tempistiche così lunghe è presto spiegata. Le schede madre delle centraline semaforiche, ahimè, vengono prodotte in Cina e molte volte i tempi per
fornirsi di queste nuove schede madre per far ripartire le centraline sono anche lunghissimi. In passato, spiega Conte, ci sono voluti anche 90 giorni per sostituire un semaforo, adesso ci siamo riforniti, dunque i tempi saranno più brevi. E a proposito di segnaletica semaforica, il Comune sta lavorando sulla temporizzazione degli attraversamenti pedonali. Molti mi hanno segnalato che il verde pedonale è troppo breve, soprattutto per le persone anziane. Insieme alla Polizia Locale, che ringrazio, stiamo riprogrammando tutti i semafori pedonali. Quella del governatore del Veneto Luca Zaia sull'eutanasia sta assumendo sempre più i tratti di una battaglia radicale, un capriccio ideologico per fornire a tutti i costi la morte di Stato, nonostante la storia delle forze politiche di centrodestra dica tutt'altro, nonostante il parere negativo dell'Avvocatura Generale di Stato, che ha sollevato dubbi di costituzionalità, poiché in materia di fine vita la competenza è statale. Ci appelliamo alla maggioranza in Regione affinché la proposta venga bocciata senza indugi, così Tony Brandi, presidente di Provita e Famiglia Onlus. Truffe online e pagamenti elettronici, truffe del finto avvocato, truffa con la tecnica dell'abbraccio, furti con destrezza mentre si preleva gli sportelli automatici bancari o postali, furti di bancomat sono alcuni dei temi affrontati nell'incontro che si è tenuto ieri sera al centro anziani di Dosson con i carabinieri. Circa una sessantina le persone che hanno partecipato ascoltando i consigli dei militari dell'arma per evitare di cadere nella rete dei truffatori. Biglietti scritti 70 anni fa da un carabiniere durante la prigionia, riconsegnati oggi al nipote. Praticamente sono stati ritrovati da una ricerca fatta dall'Arma il biglietto d'ingresso al campo di concentramento e il biglietto d'uscita del campo di concentramento, che sono stati poi smarriti. Biglietti scritti più di 70 anni fa nel campo di prigionia raccontano la storia e le vicissitudini di Longino Celebrin, classe 1919, arruolato nei Carabinieri Reali durante la Seconda Guerra Mondiale. Il giovane trevigiano, nato a Vascondi Carbonera, dovette partire per la Libia, catturato nel 1941 a Bardia vicino ad Erna dalle truppe inglesi, scontò la prigionia a Bangalore in India, ma non solo, fu poi trasferito in Inghilterra a Sheffield. Solo il 31 gennaio del 1946 poté rimpatriarsi, destinazione Napoli. Qui però tutti i suoi documenti sparirono inspiegabilmente. Documenti persi e poi magicamente ritrovati 6 mesi fa in un mercatino di Verona da un appassionato dell'arma dei carabinieri. E noi che ci teniamo molto alle nostre tradizioni e quindi abbiamo voluto insieme al comando provinciale organizzare questa giornata e consegnare ai parenti discendenti del Longino, del nostro Longino Celebrin, questa documentazione che riguardava proprio il suo stato di prigioniero. Oggi la consegna dei documenti al nipote Tiziano, venuto per l'occasione anche con la sorella, orgoglioso e commosso di ricevere un pezzo di storia dello zio Longino che delle sue disavventure non ne voleva mai parlare. Ha un valore enorme anche per i miei fratelli, insomma, che erano molto attaccati a mio zio. Una bella storia che per l'Arma dei Carabinieri rappresenta molto. Per noi ricordare la storia dei Carabinieri, la storia di questo Carabiniere che oggi abbiamo ricordato è espressiva di quel binomio di fedeltà e sacrificio che rappresenta un po' il tratto distintivo dell'Arma dei Carabinieri. E adesso ci colleghiamo in diretta con il nostro Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, perché gli alpini di Volpago sono pronti ad aprire le porte ai bambini e alle loro famiglie in occasione del Natale. Vediamo se riusciamo a vedere Lucio. Vedo sullo schermo le bellissime immagini del... No, non mi vedi, non mi vedi ma mi senti, Daniele. Buonasera, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Volevo farvi vedere queste bellissime stelle e soprattutto tutte queste luci che sono l'entrata, perché gli alpini hanno aperto in anteprima per noi il villaggio di Natale. Sono con Stefano Zanatta, che è capogruppo degli alpini di Volpago. Intanto buonasera, come parte questa iniziativa? Allora, buonasera a tutti. Parte per aprire, diciamo, la baita ai bambini
e a tutti quanti i bambini per fare un po' di comunità. Ecco, allora intanto raccontiamo che cosa si trova e soprattutto sapete che si trova solo l'8 di dicembre. Allora, solo l'8 dicembre dalle 10 di mattina alle 7:30 di sera, e abbiamo la slitta di Babbo Natale presenti tutto il giorno, abbiamo i giochi in legno presenti tutto il giorno. Dopo, andando avanti, abbiamo le animazioni per bambini, il trucca bimbi. Ecco, allora facciamo vedere, Nicoletta, fai vedere che c'è tanto di cartellonistica per far vedere che cosa hanno preparato gli alpini per i bambini, perché questo è un villaggio di Natale che è in realtà la sede degli alpini. Adesso andremo anche a vederla. Sì. Quindi voi avete organizzato tutto questo per dare una giornata di gioia ai bambini ma anche alle famiglie. Sì, sicuramente una giornata per i bambini. Devono venire qua, apriamo la baita per i bambini. Noi come gruppo Alpini di Volpago, insieme anche con gli studi della sezione di Treviso, di Tutto Studi, apriamo la baita degli alpini ai veramente bambini. Creiamo un momento di comunità. Quanto si paga? Non si paga niente, è tutto gratis, è 30 libra. Sicuramente. Ecco. È solo la giornata per loro, perché noi crediamo che dare i valori alpini ai nostri bambini sia fondamentale. L'amicizia, darsi una mano tra di loro, stare insieme, fare comunità. È importante fare comunità tra i bambini. Crediamo che dare valore ai bambini è fondamentale, è veramente fondamentale. Senta capogruppo, però qui c'è anche una regola, voi la mettete perché da alpini le regole vanno rispettate. Sì. Qual è la regola? La regola è che i telefoni stanno fuori dal cancello che siamo entrati prima. Oppure dentro e spenti? Dentro e spenti, perché qua ci sono tutti i giochi per bambini gratuiti, devono divertirsi senza avere l'uso del telefono, devono chiacchierare tra di loro, confidarsi tra di loro e giocare tra di loro. È veramente fondamentale. Ecco, in questa giornata quanti alpini voi coinvolgete? Perché naturalmente tutto questo è gestito dal gruppo. Facciamo un conto che saranno una settantina di alpini che gestisce tutto, e siamo più di 2 mesi che lavoriamo tutto per questa giornata. Ecco, per quanto riguarda invece, questa è la 3ª edizione, quindi voi avete già fatto questa esperienza? Sì, la 3ª edizione, però quest'anno abbiamo ampliato un po' la situazione, che abbiamo anche quest'anno gli spettacoli di burattini, la banda di Ponzano che arriva la mattina dalle 10 alle 11, abbiamo gli alpaca che saranno qua presenti nel pomeriggio, e il mago, e poi di fronte abbiamo il murales della giornata. Però è tutto per tutti i bambini, cioè se io vengo da Montebelluna piuttosto... No, è aperto a tutto il Veneto, a tutta l'Italia, venite qua. Ma non ci sta tutta la gente? Ci sta, gli alpini fanno sempre a ogni problema c'è la soluzione, gli alpini sono fatti così. Ecco, nelle precedenti edizioni che cosa vi hanno detto i bambini che hanno partecipato? Sono stati con gli occhi aperti. Ma è vero che hanno detto, no, non parlano Stefano, cosa dicono al capogruppo? E dicono, no, non mi dicono capogruppo, mi dico alpino, e quindi è bellissimo trovarsi fuori e vedere, tu sei l'alpino quella volta, dell'alpino, perché abbiamo anche gli elfi alpini ed è bellissimo. Vedete anche la casa di Babbo Natale, che fondamentale consegnare le lettere agli elfi. Ecco perché tutto questo, di sapere Daniela, è finalizzato alla consegna delle lettere di Babbo Natale. Tra l'altro questa sera è San Nicolò e quindi Santa Claus, e quindi Babbo Natale indirettamente, quindi anche un augurio a tutte le persone che si chiamano Nicolò, Nicoletta e quant'altro, per dire insomma che c'è questo abbinamento sul sentimento di ritrovare e di ritrovarsi. È soprattutto fare veramente comunità tra i bambini. Noi abbiamo bisogno di quello e dobbiamo trasformare i valori alpini e trasmetterli ai bambini, che è fondamentale. È un modo diverso di vedere l'alpinità, ma i bambini sono il nostro futuro. Ringrazio anche l'amministrazione comunale. Adesso sentiremo anche Renato Povellato, che è vice sindaco, però non è che state cercando di fare scouting, come si dice, di fare reclutaggio. No. Dai, sì. Apriamo le porte, e non è così facile, apriamo le porte ai bambini e alle famiglie, facciamo scoprire cosa siamo noi. Però se qualcuno di questi bambini un domani diventa un amico degli alpini, comincia a fare protezione civile. Molto bene. Avete centrato, giusto? Se arriva più che bene, però facciamo comunità, che ne abbiamo molto bisogno. Ok, l'ultima battuta ce l'abbiamo con Renato Povellato, che è il vice sindaco qui di Volpago. Come amministrazione, come vedete questa iniziativa in termini proprio di scuola, di istruzione, di formazione dei nostri cittadini domani?
C'è un ritorno, diciamo, al Natale vero, quello di una volta, il Natale vero non virtuale. Soprattutto questa è la terza edizione, però quello che è bello, come si è fatto anche gli altri anni, i bambini vengono qui per divertirsi tra di loro, non in modo vero, non in modo virtuale. Infatti i telefonini sono azzerati e quindi c'è un ritorno, anche possono vedere dove dorme Babbo Natale, la casetta, il tavolo dove mangia, ci sono anche gli elfi, quindi è uno spettacolo per i bambini. Io ho visto anche l'anno anche per le scorso, famiglie, giusto? Anche per le famiglie soprattutto, però ho visto i bambini proprio con la bocca aperta come eravamo noi una volta da piccoli. Ecco, allora ricordiamo unicamente l'8 dicembre, quindi dopodomani, per tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera, ovviamente con il tempo che c'è, quindi qui si lavora senza rete, ingresso libero e soprattutto gli alpini aspettano tutti, vero? Sì, e c'è anche il ristoro con un buon vin brûlé come fanno gli alpini. Però il vin brûlé per gli adulti, però. Solo adulti. Ai bambini e i bambini la cioccolata. Daniela, a te. Grazie davvero, grazie Lucio, grazie anche a Nicoletta Rizzetto che si trova lì. Un aggiornamento prima di andare a Belluno, un aggiornamento del grave incidente con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro telegiornale. Le due persone, i due ragazzini che sono stati investiti hanno 7 anni, il più piccolo, mentre stavano attraversando la strada a Preganziol. Le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre un ragazzino di 15 anni che si trovava con lui invece, le condizioni invece purtroppo sono gravi. Ad investirli è stato una conducente, un automobilista di 72 anni di Roncade con una Renault. Ovviamente ora la dinamica verrà ricostruita da parte delle forze dell'ordine e, come vi ho detto, purtroppo il ragazzo di 15 anni è in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Ovviamente ne parleremo ancora di questo incidente nel corso del nostro telegiornale, anche nella giornata di domani. Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia. Prende di nuovo corpo l'ipotesi di realizzare la pista da bob a Cortina. Un progetto per uno sliding center più contenuto è stato sponsorizzato dal ministro delle Infrastrutture Salvini durante la riunione della cabina di regia per Milano Cortina 2026 che si è svolta a Palazzo Chigi. Non sarebbe solo un'ipotesi, ma un progetto sfoltito dalle sovrabbondanze estranee all'utilizzo sportivo e quindi contenuto nei costi previsti dal budget già approvato e già in casa Simico, la società infrastrutture di Milano Cortina 2026, i cui tecnici si sarebbero fatti materialmente carico di rielaborare il disegno per i Giochi Olimpici invernali. Ieri perciò a Palazzo Chigi, durante la cabina di regia convocata per decidere se e dove si farà lo sliding center, sarebbe stato un gioco da ragazzi per il ministro delle Infrastrutture Salvini, che ha difeso strenuamente la realizzazione dell'impianto a Cortina. Questa mattina la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loren Berton, ha dichiarato: è prevalso il buonsenso, ora stiamo tutti dalla stessa parte senza fratture politiche o territoriali. La minaccia non tanto velata della numero 1 degli industriali bellunesi di avviare cause per danni, una scossa ai piani alti, deve averla data. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, dal canto suo, aveva chiesto gare in più, ma non aveva nascosto sorprese. Quella relativa a un impianto light potrebbe essere la svolta caldeggiata anche a livello locale. È di ieri infatti la lettera appello inviata dal consigliere di minoranza Roberto Pompanin al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. L'unica strada percorribile è quella di onorare la parte sportiva, cioè il budello, la pista, solo la pista da bob con le strutture necessarie per farla funzionare, e lasciar perdere le infrastrutture, perché noi non possiamo perdere delle discipline che hanno portato onore a Cortina, medaglie d'oro, e di cui si parla da sempre. Il primo cittadino di Cortina gli ha risposto a stretto giro. Il progetto è stato esaminato sia ieri a Roma che oggi durante la riunione della Fondazione. Aspettiamo di vedere cosa produce, afferma Lorenzi, mentre si attende di vedere il dossier della pista di Cesana non pervenuto. Prima delle vacanze di Natale potrebbero arrivare segnali nell'uno o nell'altro senso. Se in Italia, dice il consigliere ed ex bobbista Pompanin, titolo assoluto nel 1986, il futuro delle discipline sarebbe garantito.
garantito. Noi non abbiamo una pista da bob funzionante in Italia. Questo sport, per quanto ci riguarda, va a morire. Dal 1 gennaio 2024 l'ufficio del giudice di pace di Belluno avrà solamente 2 impiegati su 5 previsti negli uffici amministrativi del carcere di Baldeni, che ne resteranno in servizio 7 sui 16 dell'organico di diritto. Una situazione gravissima e inaccettabile, denuncia il comparto funzione pubblica della CISL di Belluno, che ha chiesto l'intervento del Ministero della Giustizia. A rischio la funzionalità dei servizi resi dai 2 uffici giudiziari, per i quali CISL chiede che vengano adottate misure straordinarie, oltre al riconoscimento di una prelazione nell'assegnazione del personale neoassunto, l'apertura della mobilità anche temporanea dalle altre pubbliche amministrazioni locali. Una rete per la sicurezza sanitaria sulle Dolomiti bellunesi. Con l'avvio della stagione invernale si ricompatta e si potenzia l'assetto dei soccorsi nei comprensori sciistici della provincia. In campo mezzi e uomini per la migliore accoglienza e assistenza possibile a residenti e turisti. Vogliamo essere presenti nell'ambito della sicurezza sanitaria nel miglior modo possibile, in modo da accogliere, a parte i residenti che naturalmente sono seguiti normalmente, i turisti che arrivano nelle nostre Dolomiti. Guardia medica turistica, una decina di ambulanze in più con i rispettivi equipaggi di volontari delle croci rossa, bianca e verde del territorio finanziati dall'ULS 1. Con l'avvio della stagione invernale nel Bellunese si potenzia la rete di mezzi e personale dedicato al soccorso sanitario in montagna, e questa mattina il quadro organizzativo è stato presentato dal commissario dell'ULS 1 nella sala riunioni del San Martino, presenti vertici delle forze dell'ordine, soccorso alpino e volontariato. Il tema è sempre quello di una rete dell'emergenza e dell'urgenza che viene dispiegata anche in questo periodo, in questo territorio. Ambulanze aggiuntive invernali saranno garantite nei comprensori di Arabba, Civetta e Cortina, operatività 8-20 per l'elicottero del SUEM, a bordo del quale, primo in Veneto, nelle ore diurne da anni è parte integrante dell'equipaggio una unità cinofila per la ricerca in valanga, in collaborazione con Guardia di Finanza e Soccorso Alpino. L'attenzione deve essere a quella di avere le dotazioni che sono fondamentali. Ricordiamo l'arba, la pala e la sonda, ma oltre ad averle con noi dobbiamo saperle utilizzare. Agli escursionisti consigli di sempre, attenzione ai pendii, al vento che cambia drasticamente le condizioni della neve, al bollettino ARPAV. Il pericolo è diverso dal rischio. Il pericolo è quello che leggiamo sul bollettino, che va da 1 a 5, ricordiamo una scala logaritmica, quindi 3 è un pericolo importante. Per quanto tempo ci esponiamo a quel pericolo si trasforma in rischio. Ad assicurare i soccorsi in pista le forze dell'ordine. È importante essere il frontman delle persone che hanno necessità. Al lato del soccorso proviamo anche a fare prevenzione, continuando a girare sulle piste e anche sanzionando laddove ci siano dei comportamenti che espongono a rischio tutta la comunità di sciatori. Infine i consigli di promozione della salute ribaditi dal direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti: protezione solare, abbigliamento consono alla montagna d'inverno, pranzi leggeri, no alcol, idratazione costante, cura e attenzione in special modo dei bambini piccoli. La rubrica Il tuo presepe, vi ricordo che potete inviarci i video delle vostre natività su WhatsApp al numero 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza, se volete, i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. Noi siamo pronti a ricevere i vostri video e condividerli assieme a tutti voi ogni giorno nel nostro telegiornale. E siamo arrivati alla nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Una temporanea rimonta dell'anticiclone favorirà tempo più stabile nella giornata di giovedì 7 dicembre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Foschie o nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde, localmente persistenti anche durante il giorno. Le temperature saranno in lieve diminuzione, minime tra -3 e 1 grado, massime tra 5 e 7 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno con probabilità di gelate notturne anche in pianura oltre che sulla zona montana. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove un campo di alta pressione anche in questo caso garantirà un tempo piuttosto soleggiato. Temperature minime tra lo 0 e i meno 3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.